Allora, buongiorno a tutti. Prima di tutto volevo ringraziare l'Osservatorio regionale per il paesaggio e lo IUAV per avermi invitato a redazionare a questo corso e saluto tutti i colleghi regionali, sia quelli che ho potuto conoscere in questi ultimi 20 anni, sia quelli nuovi che mi dispiace ora non poter incontrare di persona. Mi è stato assegnato, allora innanzitutto cerco di condividere il video con la mia presentazione. Eccomi qui, scusate. Oggi mi è stato assegnato, ecco qui che non riesco, ecco qui. Mi è stato assegnato l'approfondimento disciplinare sul paesaggio agrare che ho pensato di affrontare trattando questi argomenti, anche perché sono, come come avete sentito dalla presentazione della professoressa Reo, anche parte integrante del mio attuale lavoro qui in Regione. Partirei dalla definizione doverosa di paesaggio agrario per poi approfondire il tema dei paesaggi rurali storici. Poi il paesaggio rurale nel programma UNESCO e nel programma GIAS della FAO. Farei un affondo anche sui vigneti con valore paesaggistico. Poi approfondirei un tema a me caro che è l'architettura rurale con valore storico testimoniale e farei una sintesi delle dinamiche di trasformazione del paesaggio agrario anche contemporaneo e poi, se ci sarà ancora tempo, approfondirei un caso progettuale sui contesti figurativi di carattere agricolo dei beni culturali. Allora, affrontiamo la definizione di paesaggio rurale. Partiamo adesso recuperando questo insieme tratto dalla pianificazione paesaggistica regionale che so avete già conosciuto in altre giornate di questo corso, ovvero quello del paesaggio con la P maiuscola, alla quale fa riferimento la Convenzione europea e i codici urbani e dei beni culturali, che è costituito da altri sottoinsiemi rappresentati dai cosiddetti paesaggi con la P minuscola, cioè quei luoghi percepiti e vissuti dalla popolazione, che intersecano i beni paesaggistici, ovvero aree giuridicamente definite e perimetrate. E se osserviamo la restituzione cartografica di questo insieme concettuale, desunta dal PTRC 2020, ci si rende presto conto che tutto il territorio agricolo regionale ne risulta interessato. Da un lato va certo riconosciuto che la tutela dell'insieme paesaggio spetta al piano paesaggistico, in particolare quella dei beni paesaggistici che sono peraltro molto numerosi nella nostra regione. Dall'altro però ci si rende conto che, vista l'estensione del territorio agricolo nella nostra regione, dove la SAO monta circa il 70% della superficie territoriale regionale, ci si rende conto della rilevanza presente tra i cosiddetti paesaggi con la P minuscola dei paesaggi agrari. Infatti, tra questi luoghi percepiti come esistenti e vissuti dalla popolazione, troviamo i paesaggi rurali, che sono senza dubbio paesaggi antropici e produttivi, ma sono anche fortemente identitari e testimoniali. Per definirli non si può che prendere a prestito ormai la nota definizione di Emilio Sereni, che li descrive come quella forma che l'uomo nel corso ai fini delle sue attività produttive e agricole coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale, scusate. Allora, pensiamo all'agricoltore che se ne prende cura, che nel trasformare le risorse naturali dell'ambiente in beni economici, scusate, sposto un attimo, in beni economici ha prodotto anche valori storico-culturali. Osserviamo quindi il sistema dei valori afferenti al paesaggio agrario, dove si deve essere consapevoli che i valori economici prevalenti, diciamo, convivono non solo con quelli ambientali ed ecologici, ma anche con quelli estetici, culturali e sociali. Torniamo
Passiamo adesso al nostro agricoltore, che in quanto uomo è un animale paesaggista, cioè riesce a conferire senso, a dare un significato altro a ciò che vede. Quindi attraverso un'articolata esperienza cognitiva riesce a trasformare le forme fisiche dell'ambiente in immagini correlate a quel sistema di valori che abbiamo appena considerato. Pertanto, anche per il paesaggio agrario può avere l'approccio percettivista, che tra l'altro è anche il mio preferito, di cui si trova riscontro nella cultura, nella letteratura. Ad esempio, vi ho qui riportato una frase tra le mie preferite di Fernando Pessoa, che descrive appunto questo approccio percettivista al paesaggio. E visto che c'è un po' di tempo, la leggerei. E in noi che i paesaggi hanno paesaggio, perciò se li immagino li creo, se li creo esistono, se esistono li vedo. La vita è ciò che facciamo di essa, i viaggi sono i viaggiatori, ciò che vediamo non è ciò che vediamo, ma ciò che siamo. Quindi, al di là, diciamo, delle citazioni letterarie, volevo mettere in luce appunto che nella stessa definizione di paesaggio proposta dalla Convenzione europea del 2000, dove appunto il paesaggio viene definito come una determinata parte di territorio, però così come percepita dalle popolazioni. Ricordiamo ora come la medesima Convenzione europea, all'articolo 5, chiede di integrare il paesaggio anche nelle politiche di settore, quindi anche nelle politiche agricole. A riguardo va riconosciuto che la programmazione di sviluppo rurale negli ultimi 15 anni circa ha favorito la creazione e il mantenimento di infrastrutture verdi, di siepi, filari, fasce tampone, boschetti, nonché la conservazione del sistema dei prati e dei pascoli, favorendo così la biodiversità, il paesaggio e l'identità dei luoghi. Tuttavia, in base a una concezione, direi quasi sì, di pronta anglosassone, il PSR tende a considerare il paesaggio agrario in base a un approccio quasi geografico, come insieme di elementi, identificandolo prevalentemente negli elementi naturaliformi presenti in agricoltura e non invece come un insieme di luoghi e di habitat densi di relazioni funzionali e, come abbiamo visto, di valori. È molto quindi più attuale, a mio parere, considerare il paesaggio generato dalle attività agricole come un mosaico di usi del suolo, come un mosaico di habitat agricoli e semi-naturali, come un agroecosistema. In questo agroecosistema il paesaggio può comunque presentare dei caratteri di storicità, in quanto sono ancora presenti sia in buone condizioni o in forma di relitti componenti ed elementi di dimostrabile permanenza storica, con valore identitario dei luoghi, con valore testimoniale di saperi, di pratiche e tradizioni del passato. Ad esempio, nell'ambito della predisposizione del piano pilota di ambito paesaggistico relativo all'arco costiero e alla laguna di Venezia, a fini conoscitivi abbiamo collaborato all'identificazione di componenti ed elementi che determinano l'interesse storico, testimoniale e tradizionale del paesaggio rurale. Tra le componenti vanno considerate, ovviamente solo questa diapositiva comporterebbe delle ore di spiegazione, per cui facciamo una sintesi. Vanno considerati i sistemi di insediamento, l'orditura viabilistica, la rete idraulica maggiore e minore, gli insediamenti rurali, le architetture rurali con i loro manufatti complementari ed accessori. Poi all'interno di queste componenti si possono ulteriormente identificare elementi quali ad esempio le trame di appoderamento,
le sistemazioni idraulico-agrarie tipiche della pianura, della collina, della montagna, che poi avremo voglia di considerare, gli ordinamenti culturali tradizionali, nonché gli elementi, diciamo, puntuali e simili. Veniamo dunque a conoscere i nostri paesaggi rurali con interesse storico tradizionale. Anzitutto vi segnalo che le prime proposte per l'individuazione dei paesaggi rurali storici si rintracciano già nel PTRC del 1992 e poi in quello del 2009, adottato nel 2009. Tuttavia, nel 2010 è sorta un'iniziativa a livello nazionale per la ricognizione dei paesaggi rurali storici ancora rinvenibili nelle varie regioni italiane, cioè l'Atlante nazionale dei paesaggi rurali storici curato dal Ministero delle Politiche Agricole, che è stato un documento propedeutico all'istituzione del registro nazionale, che poi vedremo, nei quali vengono individuati questi 7 paesaggi agricoli di pregio della nostra regione, che coincidono in gran parte con i 10 individuati nel PTRC nel 2009. Nel 2012 però, con decreto del MIPAAF, nasce l'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, di cui appunto, come anticipato, io faccio parte come rappresentante nominato per l'agricoltura dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni, che persegue principalmente lo scopo di catalogare i paesaggi appunto tradizionali di interesse storico. Allora, questa catalogazione persegue lo scopo di promuovere la loro conservazione attiva, in quanto, come vediamo qui definito nel decreto istitutivo dell'osservatorio, questi si configurano come porzioni di territorio rurale che, pur continuando il loro percorso evolutivo, conservano evidenti testimonianze della loro origine e della loro storia, mantenendo un ruolo nella società e nell'economia. I paesaggi riconosciuti storici e iscritti al registro nazionale, appunto gestito dal MIPAAF e da Rete Rurale Nazionale, attualmente sono 27 e 3 sono le pratiche agricole tradizionali. Per quanto riguarda la regione del Veneto, attualmente si rinvengono 4 paesaggi: 3 vitivinicoli, le colline del Prosecco, le colline terrazzate del Soave e quelle della Valpolicella, e poi un paesaggio agro-silvo-pastorale, ovvero gli alti pascoli della Lessinia. In più abbiamo visto riconoscere una pratica agricola tradizionale con valore paesaggistico, cioè la piantata veneta. Ecco, più in dettaglio vediamo come nel 2016 sono arrivate le prime 2 candidature e le prime 2 iscrizioni al registro nazionale, che riguardano paesaggi vitivinicoli molto famosi per i vini tipici e di qualità che producono, ma anche per la promozione dei territori che li supportano. Uno è il paesaggio delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e l'altro è il paesaggio delle colline abitate del Soave. Pur essendo stati 2 importanti riconoscimenti, queste iscrizioni al registro, non sono state ritenute bastevoli ed entrambi i consorzi dei vini hanno intrapreso strade parallele per ulteriori designazioni formali, forse ritenute più insigni o forse più note presso l'opinione pubblica. E vediamo quali. Ad esempio nel 2019, dopo 10 anni di iter, è arrivata per le colline del Prosecco anche l'iscrizione alla lista del patrimonio dell'UNESCO come paesaggio culturale. Nel 2018 il paesaggio dei vigneti collinari del Soave è stato iscritto anche alla lista del patrimonio dell'umanità dell'agricoltura secondo il programma GIAS della FAO, che poi vedremo un po' più nel dettaglio, e quindi non specificatamente come paesaggio, ma come sistema agricolo tradizionale.
Nel 21 è arrivata l'iscrizione anche delle colline terrazzate della Valpolicella. Diciamo, a quanto pare nel Veneto, come peraltro in tutta Italia, i siti i collinari, morfologicamente meno facili alle trasformazioni territoriali e urbanistiche, sembrano aver conservato maggiormente i caratteri storici del paesaggio agrario. Tuttavia, in tema di viticoltura, va anche segnalato che nel 2014 era avvenuto un importante riconoscimento. Il vigneto del borgo di Babè, vicino a Treviso, un raro esempio di vigneti tradizionali condotti con la tecnica dell'antica piantata trevigiana, ovvero con viti maritate ai gelsi e agli aceri campestri, è stato decretato dalla sovrintendenza competente come bene culturale ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004, anche per salvarlo dalle trasformazioni urbanistiche. Sulla scia di questo riconoscimento, nel 2018 la piantata veneta è stata poi iscritta al Registro Nazionale del MIPAF come pratica agricola tradizionale, ovvero come un antico ordinamento culturale promiscuo in cui gli appezzamenti coltivati sono delimitati da filari di viti maritati a tuttori vivi. In passato erano presenti vari tipi di specie arboree, l'olmo, l'acero, il salice, gli alberi da frutto, ma a seguito della diffusione della bachicoltura, nel caso veneto, si è affermata la presenza del gelso, le cui foglie venivano appunto impiegate per alimentare i bachi. Non a caso la piantata ha assunto la massima diffusione nell'alta pianura a ridosso della fascia pedemontana, dove storicamente iniziarono a diffondersi le filande che potevano sfruttare la forza nutrice generata dai vari corsi d'acqua che scendevano dal Poli e dalle Prealpi. Non da ultimo ricordo anche il paesaggio che nel 2020 è stato iscritto al Registro Nazionale come paesaggio agro-silvo-pastorale, ovvero gli alti pascoli della Lessinia. Forse un paesaggio più marginale, ma caratterizzato senza dubbio da un forte valore naturalistico, evocativo e identitario. Infine vi ricordo anche questa attività dell'Osservatorio regionale che oggi ci ospita, che si è conclusa appena ieri e che ha visto appunto l'organizzazione di 4 giornate di studio proprio su questi paesaggi rurali storici appena illustrati. Allora, per considerare il tema del paesaggio rurale nei siti UNESCO, vorrei subito evidenziare quanta consistenza e significatività caratterizza da sempre il patrimonio culturale dell'agricoltura, che va inteso come un sistema senza dubbio complesso, contraddistinto da componenti sia materiali che immateriali che spaziano dall'insediamento di borghi, corti, colmelli di antica origine, agli spazi, edifici, manufatti tipici dell'architettura rurale con valore storico-testimoniale, al paesaggio rurale di interesse storico con le sue sistemazioni idraulico-agrarie e di ordinamenti culturali tradizionali, alle produzioni agroalimentari tipiche di qualità, alle tecniche, alle pratiche agricole, forme tradizionali di coltivazione, alle conoscenze, agli usi e ai saperi della tradizione locale. Troviamo riscontro dei valori del patrimonio culturale dell'agricoltura anche in questa selezione di siti del patrimonio UNESCO nazionale, sia di natura materiale, quali i rinnovati paesaggi rurali con valenza culturale riconosciuti, cito le Langhe Roere Monferrato in Piemonte, la Val d'Occia in Toscana, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene in Veneto, sia di natura immateriale, con il riconoscimento di eccezionali pratiche e tecniche agricole, come ad esempio la vite d'alberello di Pantelleria, l'arte dei muretti a secco e la transumanza. Va osservato che queste ultime due componenti
diciamo, riconoscimenti riguardano senza alcun dubbio anche il Veneto nelle sue zone collinari e montane. Ecco, per quanto riguarda invece la rilevanza del patrimonio culturale dell'agricoltura nei siti UNESCO del Veneto, emergono principalmente questi siti. Il paesaggio appunto delle colline del Prosecco, in quanto un paesaggio vitivinicolo, con valore culturale, caratterizzato da sistemazioni idraulico-agrarie tipiche, come i girappoggi e i ciglioni, e da tecniche di coltivazione della vite con valore tradizionale. Pensiamo al doppio capovolto, al pivot o qualche rivito di Bellussera, nonché da un diffuso patrimonio di architettura rurale con valore storico testimoniale. Poi il sito delle ville palladiane a Vicenza, per i contesti figurativi con usi agricoli nel suolo, oppure come testimonianza di antichi ordinamenti culturali, come quello dell'aratorio arborato di Tato, la cosiddetta appunto piantata veneta, che ha storicamente caratterizzato il paesaggio palladiano della pianura veneta. Infine, anche il sito di Venezia e la sua laguna. Allora, in considerazione delle sue componenti ed elementi agricoli, quali gli spazi agrari presenti nelle isole lagunari e quelli presenti nelle zone perilagunari, anche nei comuni di Gronda, gli orti storici, le produzioni tipiche e di qualità, i prodotti agroalimentari tradizionali e poi le rappresentative tipologie di architettura rurale, quali i casoni vallidi e o lagunari. Vorrei anche segnalare il programma internazionale della FAO cosiddetto GIAS, Globally Important Agriculture Heritage System, che è una sorta di lista del patrimonio dell'umanità dell'agricoltura, dove vengono riconosciuti siti specifici in tutto il mondo, in particolare sono numerosissimi in Oriente. Attualmente sono stati riconosciuti 62 in 22 nazioni diverse e altri 15 sono le proposte in corso di valutazione. Questi GIAS, siti GIAS, forniscono in modo, diciamo, sostenibile molteplici servizi e beni alla comunità. Forniscono sicurezza alimentare e sostentamento per milioni di piccoli agricoltori. Si tratta infatti di sistemi agricoli unici che corrispondono a paesaggi rurali straordinari, penso solo alle risaie in Cina, che combinano la biodiversità agricola con ecosistemi resilienti e con un prezioso patrimonio culturale. Nel 2018 in Italia abbiamo visto riconoscere 2 siti, uno in Umbria, ovvero gli Oliveti dei Versanti tra Sisi e Spoleto, e l'altro qui in Veneto, che come abbiamo visto corrispondono ai vigneti tradizionali delle colline del Soave. Ecco, sempre con riferimento ai paesaggi vitivinicoli, sia iscritti al Registro Nazionale, sia riconosciuti GIAS o UNESCO, vorrei evidenziare che è in corso di elaborazione un provvedimento per l'attuazione in sede regionale dell'articolo 5 di un DM, un decreto del MIPAF, il 6899 del 2020, inerente al riconoscimento e la salvaguardia dei vigneti eroici storici, nonché la promozione di interventi di ripristino, di manutenzione e salvaguardia. Allora, si tratta di aree vocate alla coltivazione della vite, nella quale le particolari condizioni ambientali, climatiche, conferiscono ai prodotti, ai vini caratteristiche uniche, in quanto sono strettamente connessi alla peculiarità dei territori di origine. Per vigneti eroici si intendono quei vigneti che ricadono generalmente in area soggetta a rischio idrogeologico, sono situati
in aree nelle quali le condizioni orografiche creano oggettivamente difficoltà alla coltivazione e in particolare l'utilizzo delle macchine agricole, sono ubicati in zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale oppure sono situati nelle piccole isole, che si intendono le isole che hanno una superficie inferiore ai 250 km². Per i vigneti storici si intendono invece quei vigneti la cui coltivazione risale a una determinata data, rinvenibile nelle particelle catastali, però antecedente al 1960, ed è effettuata la coltivazione di questi vigneti con l'impiego di pratiche e tecniche tradizionali utilizzate nel rispetto delle caratteristiche fisiche e climatiche locali. Ad esempio, i vigneti storici e spesso quelli eroici includono sistemazioni idrauliche agrarie tradizionali che hanno senza dubbio un pregio paesaggistico e sono tipiche della collina. Si pensa ad esempio a chi sono il terrazzamento, il ciglione, il ritocchino, il cavalcapoggio, il girapoggio e in minor misura nel Veneto la spina. Si pensa ad esempio al ciglione e al girafoggio, che sono tipiche del paesaggio del Prosecco, oppure i terrazzamenti che disegnano i paesaggi storici del Soave e della Valpolicella. I vigneti storici includono anche un insieme di pratiche, tecniche e forme tradizionali di coltivazione della vite che oggigiorno sono in corso di estinzione. Allora, abbiamo qui sintetizzato alcuni esempi tipici della nostra regione, ma pensiamo semplicemente ai rizi della piantata o della bellussera nelle pianure del Piave o dell'Ivenza, oppure alla pergola veronese che caratterizza gli ambiti del Soave e della Valpolicella. Allora, adesso va anche osservato che una delle componenti sostanziali, fondamentali del paesaggio agrario è l'architettura rurale. Nella nostra regione, la nostra regione possiede un patrimonio consistente e diffuso di architettura rurale che ha spesso valore storico testimoniale e ha valore anche tipologico. A riguardo prendo a prestito la definizione di patrimonio di architettura rurale da una legge nazionale, la 378 del 2003, che propone una definizione di architettura rurale allargata ed include gli insediamenti rurali. Abbiamo visto anche citati prima, i borghi rurali, le corti, i colmedi, le contrade e così via, gli insediamenti quindi urbani. Poi l'orditura viabilistica che ricomprende le strade vicinali, interponderali, le capitali, quindi anche diciamo abbastanza minute, la rete idraulica minore, con insieme di fossi, scoline, canali e tutti i relativi manufatti, quali le idrovere, le chiaviche, le poste linciane, eccetera. Poi le sistemazioni idrauliche agrarie, abbiamo già visto appunto quali sono, e gli elementi poi i segni della religiosità locale, tutto quel patrimonio di piccole cappelle votive, di capitelli, e poi in senso stretto gli edifici rurali. Questi accolgono la residenza della famiglia rurale e gli spazi ad uso produttivo, che sono la stalla, il fienile, i magazzini, il deposito di macchinari e degli attrezzi, in un complesso organico però di strutture che viene completato anche da altri manufatti di natura accessoria, come nel passato erano gli abbreviatoi, le fontane, le aie, i pollai, le colandaie, ma anche altri elementi quali i forni, le pergole, le pavimentazioni, le recinzioni. Per quanto riguarda l'architettura rurale tradizionale della nostra regione, vorrei ricordare la DGR 2274 del 2010, che individua e descrive, a supporto dei quadri conoscitivi degli strumenti urbanistici comunali,
le varie tipologie di architettura rurale tipiche del Veneto. Ad esempio, in questo provvedimento emerge che esiste nella nostra regione un fondamentale tipo edilizio, composto da due elementi volumetrici, l'abitazione e il cosiddetto rustico, che in ragione delle specificità, scusate, geomorfologiche, climatiche dei territori, si sono variabilmente abbinati tra loro per soddisfare funzioni e fabbisogni legate fondamentalmente all'autosussistenza e poi alle produzioni agricole locali. Questa composizione ha dato via via origine ad alcuni modelli spaziali, riconoscibili con chiarezza e continuità nell'evoluzione storica del territorio, che sono quelli elementi giustapposti, dove l'abitazione e il rufus vengono affiancati linearmente in un unico edificio o in uno a due piani, quelli elementi separati, dove l'abitazione e il rustico sono costituiti da due edifici ben distinti, più costruzioni distribuite senza regola fissa o intorno all'aria. Poi quello è elementi sovrapposti, dove l'abitazione è sovrapposta al rustico e si sviluppano per due o tre piani, e poi quello forme complesse, dove è composto dall'abitazione del proprietario e dei vari lavoranti, dal rustico e da altri messi agricoli che spesso sono organizzati intorno a corti aperti o chiuse. Questi modelli a loro volta sono stati interpretati e tradotti in varie soluzioni formali divenute rappresentative di determinati periodi storici, nonché delle relative culture ed economie agrarie, oltre che tipiche delle zone geografiche di appartenenza. Se prendiamo ad esempio in riferimento, diciamo, le principali unità geografiche che caratterizzano la nostra regione, osserviamo che nella pianura veneta l'abitazione e il rustico o si fondevano appunto in un unico organismo edilizio, pensiamo al casone Vallivo o al casone degli Ortolani, oppure costituivano due edifici ben distinti, o più frequentemente si trovavano affiancati linearmente in un unico edificio, come nel tipo veneziano, nel tipo AL, A1, nella casa della bonifica, oppure nella villa con le sue barchesse. Oppure ancora si componevano in forme più articolate e complesse, come nelle corti e nelle boarie. Nelle zone collinari e pedemontane e più diffusamente nelle zone prealpine e montane, l'abitazione e la messa in rusco venivano invece sovrapposti, differenziandosi tuttavia in base alla durata dell'uso abitativo. In genere la residenza rivestiva un carattere permanente fino a 600-700 metri. Era semipermanente tra i 600 e i 1200 metri, pensiamo ai fienili, ai barchi, ai foggiaroi, eccetera, e per ovvi motivi diventava temporanea oltre i 1200 metri di quota, dove troviamo le maglie, le casere, i tabià e le baite. Va comunque evidenziato che alcune di queste soluzioni formali rivestono un pregio architettonico sotto il profilo compositivo e stilistico, e talora assumono un valore di bene culturale, o addirittura di archetipo architettonico, come le ville e le barchesse, le corti rurali di antica origine. Altri invece sono espressione di soluzioni progettuali molto più modeste e riconducibili a una sorta di architettura minore, basata su criteri di funzionalità rispetto all'esercizio dell'attività agricola e di essenzialità nello stile di vita, ma non per questo sono prive di valore storico-testimoniale o sono identitarie o hanno valore paesaggistico. Anzi, alcune di queste soluzioni, come ad esempio il tabià delle montagne del Cadore, sono nel tempo diventati canali di paesaggio, ovvero quelle unità, diciamo, di percezione sulle quali noi costruiamo l'immagine di un certo territorio e tramite le quali evochiamo alla nostra memoria gli antichi mestieri, i saperi e le tradizioni.
Ecco, in ragione della significatività di tutti questi valori da tutelare, da un lato la legislazione di settore, sia nazionale che regionale, dall'altro gli strumenti urbanistici comunali hanno introdotto rispettivamente varie forme di tutela e di valorizzazione o di conservazione e protezione che troviamo qui sintetizzate per eventuali ulteriori vostri approfondimenti. Ecco, allora abbiamo trattato fino ad ora molti aspetti del paesaggio storico e, e quindi naturale porsi una domanda, ma il paesaggio rurale della contemporaneità, della mia quotidianità, qual è? Il PTRC, nella tavola 1 a terra, ha individuato il sistema del territorio rurale del Veneto, che occupa appunto, come abbiamo visto, circa il 70% della superficie territoriale regionale ed è caratterizzato da 4 fattispecie di aree. Le aree agropolitane di pianura, le aree periurbane, le aree ad agricoltura mista e naturalità diffusa e poi le aree strettamente, diciamo, sostanzialmente agricole, cioè quelle elevate utilizzazione agricola. Per ciascuna di queste aree il PTRC, che queste aree presentano una densità di usi di agricoli del suolo ovviamente diversa, nonché delle diverse caratteristiche paesaggistiche, il PTRC ha dato direttive agli strumenti urbanistici comunali diversificate che vi invito ad approfondire negli articoli che vanno dal 7 all'11 delle norme tecniche di piano. Ecco, voi avrete rilevato che questo sistema del territorio rurale che abbiamo visto rappresentato appunto nella tavola del PTRC è il risultato di profondi fattori di trasformazione, principalmente di natura socio-economica, che hanno investito a partire dalla metà del XX secolo il paesaggio agrario tradizionale, come l'abbiamo visto sopravvissuto fino ad oggi. Infatti la rivoluzione agronomica con l'avvento della concimiazione chimica generalizzata, della meccanizzazione delle pratiche agricole e la riduzione del lavoro umano fino quasi al 50% e con l'esodo dalle campagne ha condotto a una sorta di standardizzazione degli ordinamenti culturali in particolare verso la monocultura, in particolare cerealicola, e conseguentemente provocando una semplificazione del mosaico paesaggistico e una omogeneizzazione dei paesaggi agrari, in particolare nella pianura. Sono infatti sotto i nostri occhi le principali dinamiche di trasformazione che contraddistinguono appunto il paesaggio rurale della contemporaneità. Si assiste a una prevalenza di monocultura, di mais, frumento, soia, in particolare appunto di cereali, nonché la zootecnia intensiva, quindi i cosiddetti allevamenti senza terra. Si assiste a un'intensivizzazione delle culture arboree con una semplificazione del mosaico paesaggistico e con una spinta anche a trasformare culture arboree in appunto monoculture. C'è una perdita di naturalità diffusa che appunto il PSR tenta di contrastare stanziando aiuti economici importanti e quindi perdita di filari, di siepi, di boschette, di zone umide, di prati che un tempo erano ovviamente caratteristici del sistema agrario, quindi una perdita di agrobiodiversità. C'è un depauperamento culturale perché c'è una perdita di pratiche, di tecniche, di conoscenze, di tradizioni appunto che sono in via di estinzione. Si assiste anche a un appiattimento percettivo, con una perdita di identità dei luoghi. C'è un consumo di suolo da urbanizzazione, in particolare dove prevale ovviamente l'edificazione diffusa del fenomeno dello sprawl,
e stiamo assistendo anche a un'occupazione di via crescente, anche se ritenuta temporanea, di suolo agricolo da parte non solo delle grandi infrastrutture, delle opere pubbliche, ma anche degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'eolico, il biomasse, il biogas, ma in particolare il fotovoltaico. Se osserviamo invece le cause di vulnerabilità rilevate con maggior frequenza per quanto riguarda il paesaggio tradizionale, da un'analisi tratta appunto dalla trante del MIPAF del 2011, emerge però che la principale causa di minaccia non è tanto la pressione antropica, cioè l'avanzare dell'urbanizzazione, diciamo, a ridosso delle aree metropolitane, che consuma in particolare le aree periurbane e che svolgono invece un'importante funzione di cuscinetto alle trasformazioni territoriali. La principale causa è l'abbandono culturale, cioè la perdita di presidio del territorio con l'estinzione dei paesaggi, delle pratiche, con il ricambio generazionale. Altre cause importanti sono, ad esempio, le dinamiche vegetazionali, cioè con l'abbandono delle aree agricole c'è un aumento della vegetazione arbustiva e arborea, anche del bosco, a ridosso dei pascoli, ad esempio, e quindi c'è questo fenomeno dell'avanzare della vegetazione spontanea che crea, che sottrae ovviamente spazio all'agricoltura, ma va ad influenzare il bosco storico modificando le strutture interne. E poi, come abbiamo visto, c'è l'intensivizzazione, che è praticamente ritenuta la terza causa di vulnerabilità, cioè la trasformazione industriale dell'agricoltura, con un aumento sempre più crescente della meccanizzazione, della riorganizzazione degli elementi culturali, l'aumento ovviamente della produttività agricola e la riduzione dei costi di manodopera. Allora, se c'è ancora un po' di tempo, professoressa, adesso io ho perso un po' il senso. Ancora qualche minuto. Ok, presenterei diciamo un caso progettuale che in realtà fa sì che ci sia un punto di incontro tra il paesaggio rurale e storico tradizionale e quello contemporaneo. Si tratta dei contesti figurativi dei beni culturali, caratterizzati dalla presenza però di usi agricoli del suolo. Esistono infatti degli ambiti agricoli di pregio, come quelli dei contesti figurativi, sia delle ville venete, in primo luogo del sistema Palladiano, che abbiamo già visto riconosciuto UNESCO, ma anche di tutte le altre 3.800 ville presenti nel Veneto, e non solo, anche quelle dei complessi storico-architettonici disseminati in tutto il territorio agricolo regionale. E infatti di strategica importanza, secondo me, è salvaguardare e valorizzare l'intorno non solo urbanistico, ma anche agricolo dei beni culturali, in modo da poter conservare o addirittura ricomporre l'immagine ambientale e paesaggistica di luoghi intorno appunto a questi beni culturali che sono identità dei territori. Allora, pensiamo ad esempio, scusate, torno indietro, ad esempio alla rotonda che stiamo vedendo del Palladio a Vicenza, che qualche anno fa è salita alla ribalta delle cronache sui quotidiani, sui social, perché i turisti si fermavano formando delle lunghe code lungo la strada per fotografarla immerso nella colza in fiore, l'anno dopo immersa nel grano antico. Penso anche a un esempio di archeologia industriale un attimo più modesto, che è quello della Filanda Motta, qui vicino a Mogliano, rispetto al quale diciamo, è stato evidenziato addirittura sul Gazzettino che il mais, per la sua altezza, per la sua compattezza, offuscava il cono visuale che invece andava lasciato libero per poter apprezzare appunto il profilo del complesso architettonico così come era prevista la sua tutela nel fatto. Ecco, in questi casi appare chiara la rilevanza dei piani culturali che l'agricoltura pone per in atto.
Ad esempio nell'ambito del PSR 2014-2020 sono stati previsti, anche se non sono stati ancora attuati, ma comunque sono ricompresi in un documento approvato dalla Giunta regionale, piani culturali con durata quinquennale con finalità paesaggistica. Si tratta di rotazioni di culture erbacee cosiddette non ordinarie, ovvero delle culture primaverili ed estive con fioriture piacevolmente vistose che si alternano a colture autunno-vermine e erbai in modo tale da non lasciare mai nudo il suolo. Questo innanzitutto per testimoniare l'avvicendarsi delle stagioni, quindi migliorando la percezione dei luoghi e saldando la praticamente relazione emotiva che l'osservatore ha con quegli spazi agrari. Poi, per contrastare la semplificazione del modello paesaggistico, tipica, come abbiamo visto, del paesaggio contemporaneo, aumentando gli stimoli visivi e non da ultimo l'agrobiodiversità. Poi un'altra finalità potrebbe essere quella di riqualificare quei paesaggi agricoli eccessivamente trasformati e impoveriti, ad esempio come quelli delle culture cerealicole. E poi, come visto il caso della Finlandia motta, anche per proteggere i coni visuali riconosciuti nel territorio aperto. Ecco, io qui vi ringrazio, concluderei, vi ringrazio per l'ascolto e per la pazienza e sono comunque a disposizione per eventuali domande.